Nell'anno 391 a.C., simile ad una valanga irresistibile, l'orda barbara e feroce dei Galli sommerge la penisola italica. Sangue e morte segnano il suo passaggio. Roma, divisa da interne discordie, sembrava impotente a fronteggiare il pericolo, la minaccia terribile portata da un uomo solo a cui le orde obbedivano. Brennio. All'assalto! Bisogna che Camillo si difenda. Dobbiamo costringerlo a parlare. Silenzio! Silenzio! Padri di Roma, vi prego un po' di silenzio. Li hai sentiti, Furio Camillo? È tuo dovere scolparti qui. Conosco la tua rettitudine, nobile Papirio. Ma si giustifica un colpevole, non un innocente. Io, Decio Vatinio, ti ho rivolto un'accusa. Hai piegato la città di Veio ed è stata un'azione militarmente perfetta. Ma amministrativamente, ed io mi occupo dell'erario, un poco meno. Quante ricchezze di Veio hanno trovato una strada diversa da quella delle casse di Roma? L'insegna del comando non ti dispensa dal rispondere, Camillo. E tu? Dov'eri, Vatinio, quando si divideva il bottino? Tu eri rappresentante del Senato al seguito dell'esercito. Il rappresentante del Senato, e tu Fabio lo sai, non ha poteri per intervenire sulle decisioni del condottiero, specie quando il comandante dell'esercito mira con la ricchezza alla dittatura e al potere. Vogliamo la verità! Ascoltate, mi si accusa di essermi appropriato dei beni comuni e di mirare alla dittatura. Roma cancelli il mio nome dalla sua storia per sempre e si trovi un altro braccio per il comando dell'esercito. Io decido per me, lascerò Roma oggi stesso. È una vergogna! La dignità del Senato! È un calpestare l'onore di Roma! Chiedo che l'esilio di Furio Camillo sia votato dal Senato. Ebbene, Vatinio alla meglio. Presto, Baxo, prima di notte voglio essere ad Ardea, lontano da questi avvoltoi. Portami con te, Camillo, ti prego. Ti sono sempre stato vicino come è dovere di un figlioccio. No, Mauro, tu rimani. L'affido a te. Hai bisogno di farti le ossa, ragazzo. Semplicemente non dimenticare quello che hai promesso il giorno in cui ti ho adottato. Brucia incenso agli dei e agisci con onore. Sempre. Lo farò, Camillo. Tu e Burione e tu, Lauro, tenete riunite le forze dislocate a Norba e a Veio. Finché Papirio guida il Senato, il soldo non vi mancherà. L'esercito è disciplinato. Voi guidatelo con fermezza. Una tua parola, Camillo, e facciamo piazza pulita di quei chiacchieroni. Non la mia, ma la voce di Roma dovete ascoltare. Per me è diverso, amici. Quest'ingrata patria non avrà le mie ossa. I Galli! I Galli!
Devi arrivare a Roma ad ogni costo. Probabilmente sarai l'ultimo ad abbandonare la città. Gli dei ti proteggano, Sestio. Il destino di tutti qui a Clusium è nella velocità del tuo cavallo e nelle mani dei senatori. Sarà fatto, prefetto Sabino. Ho inviato 3 messaggeri nello spazio di una luna e non abbiamo avuto una risposta. Va, comunica al Senato quel che hai visto. Di loro che se i Galli non saranno fermati in tempo, la spada di Brenno insanguinerà le stesse strade di Roma. Va ora. Quanto pensi si possa resistere, Getulo? Ho incontrato i barbari a Nomentum ed erano più numerosi degli alberi di una foresta. Non dispongo che di mezza centuria, signore. Che potrai fare allora? Combattere e morire, questo è l'ordine. Per i tuoi uomini. Hanno ancora il tempo di trasformarlo in orzo fermentato e in vino prima della battaglia. Grazie, Sabino. Bere piace anche a me. Vieni, figlia mia. Continuiamo il nostro lavoro. No! Lasciami! No, non lei! Uccidimi se vuoi, prendi la mia vita! Misura il fiato, vecchio, non ne hai molto. È tua figlia? Sì. È bella, è adatta per divertire il nostro campo. No, ti prego! Padre! Murgia! Ma forse è meglio qui, sotto gli occhi del vecchio. Lasciatemi! Brenno chiama tutti a raccolta! Tutti in marcia su Clusium! Avanti! Lasciatelo, maledetti! Oh! Andiamo a scoprire troppo il fianco. Prendi. Visto! Aspettateci! Venite a vedere come si lancia il giavellotto! Oh! Chi vuole scommettere? Io per quel che puoi perdere, Quinto Fabio. Bene, chi vuole fare da bersaglio? Io! Soltanto i miei fratelli hanno fiducia nella mia abilità. 10 talenti, vanno? Vanno! Ora vedrete. Su! Ci sarà da divertirsi. Va! Hai vinto, prendi. A voi, bevete alla salute dei Fabi! Ecco nostro padre. Che novità dal Senato? Notizie di Camillo? Nulla di Camillo, dal giorno in cui si è decretato il suo esilio. Anche il messo inviato per richiamarlo non ha fatto ritorno. Le pattuglie di barbari si sono spinte fino a sud del Tevere. Brenno! Quinto, preparati a partire per Clusium e voi con lui. Così ha deciso il Senato per mio suggerimento. Clusium! Buona notizia, padre, e buona occasione per rivedere Nissia prima del raccolto. Lucio Sabino si è impegnato per le nostre nozze in coincidenza con i riti di Cibele. Ti auguro di trovare ancora in vita la donna che ami, figliolo, e quanti in Clusium hanno resistito ai barbari. Brenno ha preso la città. Clusium è caduta! Sì, per questo il Senato ha deciso di inviare un'ambasceria al campo dei Galli. Bisognerà trattare. Trattare che cosa? Decideranno le armi. Muoviamo le legioni. Roma non ha altri ambasciatori. Non c'è tempo per radunarle. E dopo il ritiro di Camillo molti uomini sono tornati ai villaggi smobilitando. No, c'è un tempo per battersi e uno per trattare. Viviamo uno dei momenti più terribili della nostra storia. Roma non ha mai avuto nemico peggiore in una situazione tanto grave. Bisogna fermare Brenno, se ancora è possibile. Pietà! Non uccideteci! Pietà!
Fa tagliare il pollice e l'indice della mano destra a quanti uomini sono rimasti. Così non potranno tirare l'arco in vita loro, se mai vivranno. Via! Bene, si decidono a parlare? Dove avete nascosto il vostro oro? Mi sentite, miserabili? Dove sono i tesori della città? Possente Brenno, hai avuto tutto quanto la città può dare. Romano, tu menti. Voglio il doppio di quanto mi è stato versato. Solo così salverò la vostra città. Risparmiati simili minacce! Tu cadrai sotto le sue rovine. E nessuno di coloro che hanno violato il tempio di Minerva vedrà più maturare il grano sulle proprie terre in patria. Karnak, portala qui. Perché non avete fatto tagliare la lingua a questa sciocca? Chi è? È mia figlia, Nissia, sacerdotessa della dea Minerva. I miei guerrieri hanno potuto distruggere il tempio della tua dea. Credi avranno difficoltà a prendere una sua sacerdotessa? Provati dunque. Armid, maledizione! Cos'è questo amuleto? È il segno della profezia. Puoi deciderti a parlare. Il segno di questa romana è simile al tuo. Corrisponde al Sacro Ordine di Vallo, la dea della vittoria. Non lasciarla vivere. Io so come cancellare una profezia. Tu vivrai, Nissia. Riprendilo, non voglio sfidare gli dei. Il tuo destino è ormai legato al mio. Tu vivrai. Karnak, che sia sorvegliata e che non le si manchi di rispetto. Slegate quei cani e metteteli con gli altri prigionieri. Decideremo stanotte il destino di costoro e della città. Bisogna pensare anche ai cavalli. Hanno coperto almeno 500 stadi. Dovremmo avvistare Clusium alle prime luci dell'alba, se ne rimarrà qualcosa. Se un cadavere ha inquinato l'acqua dobbiamo tenerci la sete, ma i cavalli? Mi sembra limpida. Fate finta di niente. Abbiamo visite. Attenti al mio segnale. Sotto, fratelli! Vai, caro. Andiamo. Solo gli dei sanno come finirà, fratelli. Il braccio del Senato è la nostra sola protezione. Anche se questa è una missione che minaccia di essere più divertente del previsto. Tra pochi giorni, alla festa di Cibele, io ti avrei accompagnata a Roma come ogni anno e avresti rivisto Quinto Fabio. E invece adesso... Se il pensiero di una persona lontana è costante, se nel tuo cuore unisci il tuo destino al suo, ebbene, Catula, la distanza non può nulla sull'amore. Perché non cerchi di salvarti, Nissia? Erulo ed alcuni giovani sono riusciti a fuggire prima della strage. Ci sono cavalli liberi nella piana. Fuggire? No, Catula. Dobbiamo seguire il destino della nostra città, qualsiasi cosa accada. I Galli hanno promesso una tregua e mio padre... Vattene tu. Sono venuto per parlare con te, Romana.
credi alle profezie? Qualche volta. Anch'io. Ma quasi tutti i profeti e gli auguri che ho incontrato sono dei truffatori. A me hanno predetto che vincerò la potenza delle 4 bestie e che amerò una romana. Le 4 bestie. Cos'è questo? Un vino raro? È il mio profumo. Cosa sarebbero le 4 bestie? Le 4 bestie sono il Senato, i grandi proprietari, le legioni e l'Aquila di Roma. Così è. Se la profezia parla di una donna romana, questa sei tu. Io potrei averti con la forza, ma non voglio. Come pretendi che io possa amarti quando il sangue dei miei fratelli, dei cittadini di Clusium, è ancora caldo? Ah, in tutta l'età gli uomini e le donne si sono aggrappati alle rovine per piangere. Roma fa qualcosa di diverso, forse? L'uomo comanda. La donna partorisce e gli schiavi lavorano. Perché questo è l'ordine delle cose. Io sono un guerriero. Sono un nomade. Io non mi intendo di molte cose. Ma quello che riguarda Roma non ha interesse per me. Che farai della città, di mio padre? Guarda questo. È inutile chiedersi dove sta rotolando. È stato lanciato. E quel che vale è la spinta che ha ricevuto. Così sarà per te, romana. Domani, col rito dei miei dei, sarai la mia donna. Questo è il prezzo che pagherai. E in cambio, io salverò il tuo popolo e la tua città. Giuralo, Brenno. Giuralo sugli dei, su Minerva l'invincibile. Altrimenti, romana? Mi asti morta. Giuro. Ha preso di zolfo, Baxo. Bisognerà stare più attenti l'anno prossimo. Se riusciremo a finirla, la vendemmia. Sei preoccupato per le notizie che sono arrivate? Brenno, signore, dopo Clusium, guarda a Roma. Roma ha conosciuto tempi peggiori, ma guidata da uomini coraggiosi ha abbattuto nemici più pericolosi di Brenno. Dicono che sia invincibile. Per me è solo un barbaro. Sì, abile sul terreno, ma soprattutto sa battersi. Perché non affrontarlo, signore? Se Camillo ritorna, torneranno gli uomini della legione. Non è Brenno il nemico di Camillo, ma l'egoismo, l'idiozia di coloro che reggono le sorti di Roma. Questa genia è più pericolosa di Brenno. Ma voi, signore, potreste... Non insistere, Baxo. Io sono morto per Roma. Quanti tu hai assalito e colpito, Brenno, sono amici ed alleati di Roma. Come ambasciatore questo devo dirti e ti dico. Ritorna oltre la fascia dei monti, nelle zone in cui Roma riconosce il tuo dominio. E pace sarà tra i nostri popoli. Che è questo, romano? È l'insegna di Roma, il braccio del nobile Senato. Tutta la forza di Roma vi è riposta. Se questa insegna rappresenta il braccio del Senato, tu, romano, e i tuoi fratelli siete tutto quello di cui Roma può disporre. Io ho distrutto le legioni e altre ancora ne distruggerò, quante il Senato ne potrà radunare. Di questo al tuo Senato. Così farò, Brenno, e Roma giudicherà. Andate ora. Ah! Un momento, romani. Ascoltatemi bene. Ho concesso una tregua a Clusium perché i nostri popoli possano festeggiare il mio matrimonio. La donna che ho scelto è Nissia. Voi dovete la vostra vita a una donna, perché altrimenti, inviati o no, sareste stati uccisi. Eccoli, maledetto, eccoli!
Nissia, presto con me. No, lasciami. Nissia, in nome degli dei, che hai? No, Quinto. Non posso seguirti. La paura ti ha tolto il senno, o davvero vuoi sposare quel barbaro? Ho promesso, Quinto. E se mancassi, la vendetta di Brenno sarebbe terribile. E tu credi alla sua parola? No, ti prego, non parlare. Ricordami per l'amore che ti porto. Devo sacrificarmi per la salvezza del mio popolo. Quinto! I galli! Addio, Quinto! Presto! Corri! No, lasciala questa piacere. Armid, che cosa stai leggendo nella polvere sacra di Thor? La donna romana sarà abile nell'amore con l'ardore e la violenza che i suoi occhi promettono. Allora, Armid, vuoi dirmi che cosa vi stai leggendo? Sangue e morte nel tuo destino. Liberati di quella donna, Brenno. E quali altre calamità prevedono i tuoi sogni? Non è la sacerdotessa di Valla che parla per tuo conto, ma un'altra donna. Hai dunque paura che una femmina romana possa cambiare i miei progetti? Ehi, tu! Dammi un pezzo di carne. Sbrigati! Armid, tu mi sorprendi. Non riesci a capire i miei piani. Vattene! Via! Vedi, il mio matrimonio con la donna romana è un gioco nuovo e sottile per me. Per una volta io non userò la violenza e dopo distruggerò Clusium e ne farò la città della morte per sempre. Hai dimenticato il giuramento. Ho promesso una tregua solo per questa notte, la mia notte. Dopo ciò marceremo su Roma e la testa della romana sarà infilata sulla mia lancia. Questo è il mio giuramento. No! Lasciatemi! No! No! Non potete! Ce la tregua, no! Evviva! Non perdiamo tempo! Speriamo che lo sposo gradisca la sorpresa.
Grande Thor, dio delle montagne e dei bianchi deserti, signore dei gelidi venti del nord e signore di tutti i popoli, ascolta la mia preghiera. Così il potente Thor ascolti la voce. Renno, signore delle terre nere, principe della tribù di Malok, re di Urgan e di Gallia, si unisce a Nissia. Hanno bloccato l'uscita! Presto, inseguiamoli da questa parte! Non posso venire con te, Quinto. Lasciami, non voglio, non Taci, voglio. piccola idiota! Con il sangue ti hanno cavato anche il cervello. Brenno ha dato la sua parola, ho la sua promessa. Perdonami, amore. Prendi, ti sono addosso! Su, a cavallo! Via, via! Romano, so dove trovare i tuoi fratelli, a Roma, e li annegherò tutti nel loro sangue, ma per primo te! Ah! Che cosa hai deciso? Non mi resta altro. Per l'onore di Roma e il mio. Se il Senato ritiene che io abbia come ambasciatore danneggiato Roma, provocando l'ira di Brenno, ebbene, sono pronto a pagare. Mi consegnerò a Brenno. Ma questo significa morte certa. È un sacrificio inutile. Brenno con il tuo vorrà altro sangue. Morto Romolo, molti anni dopo averlo seppellito, si è detto che fu Marte a rapirlo. Non so cosa diranno di me un giorno, ma so qual è il mio dovere. Lo stesso mio, Quinto. Vengo con te. Per togliere a nostro padre anche il tuo braccio? Questo no. Caio è caduto, fratello, proprio per la nostra salvezza. E poi tu hai uno scopo, Decio. Un amore. Ma anche Nissia ti ama, lo so. Mi odia, vuoi dire, convinta che io sia colpevole non solo della fine di Clusium, ma indirettamente della morte di suo padre. No, non mi rimane altra scelta. Gli dei sanno che avrei voluto incontrare Brenno in ben altro modo. Il Senato è radunato dall'ora terza. Aspettiamo almeno di conoscere le decisioni. Giusto. Brenno e la morte, che si equivalgono. All'amore. Una dura necessità, una logica di guerra ha indotto i miei figli ad agire. L'insegna del Senato è stata insultata e Clusium assalita ed occupata prima, non dopo. I Fabi hanno tenuto alto il nome e la dignità di Roma. Per questo uno di essi è caduto. Vittima lui stesso, come tutti noi, dell'interesse e dei sentimenti personali. Si punisca chi ha mancato, i miei figli per primi, ma è Roma che stabilisce la pena secondo la sua legge, non piegandosi allo straniero. Le tue parole sono giuste, Marco Fabio. Meglio affrontare la sorte con dignità. Un'ultima battaglia
Può essere tentato. Non abbiamo tempo per raccogliere molte forze, ma quanto dispone Roma sarà in campo. Propongo che il Senato respinga le richieste di Brenno. Se sarà guerra, guerra sia! Ebbene? Le forze di Lauro distano ancora 3 giorni di marcia, signore. Hai notizie dei barbari? Oltre l'ansa del fiume rullano i loro tamburi e l'intera valle è piena d'armati. Con 4 centuri e una mano di cavalieri non possiamo sperare di fermarli. Possiamo solo ammazzarne quanti più ci riesce prima d'essere uccisi noi stessi. Con le 30 centurie e la cavalleria di Lauro, tutto cambierebbe. Anche con Camillo tutto cambierebbe. La legione può organizzarsi e combattere solo se strutturata al completo. Udite? È Brenno che ci augura il buon mattino. Anche la nebbia ci abbandona. Peccato. Quando il padre Enea sbarcò sulla costa aveva una spada e tutta la regione nemica, Eburione. Abbiamo 400 spade oggi e dei barbari di fronte. Andiamo a mietere prima di cadere e cerchiamo di fare un buon lavoro. Brenno avanza, andiamo a riceverlo.
Cosa è accaduto? All'alba c'è stata battaglia sul fiume. Così hanno riferito i pastori di Murgia. E Quinto, e i nostri? Travolti dai barbari e uccisi. Tutti. Quinto. Ho visto Decio là. Ha impedito a Brenno di passare il guado. È morto da romano, come vuole la legge dei Fabi. Potrai perdonarmi. Sei già perdonata. Ero pronta a cedere al più feroce nemico della nostra gente. Non te lo avrei mai permesso. Che cosa accadrà di Roma? Solo gli dei lo sanno. Per ora Brenno sta leccandosi le ferite oltre il fiume. Se vuole attraversare il Tevere e attaccare la città, dovrà cercare un guado più a nord. Abbiamo ancora qualche ora di tempo. Il sacrificio non è stato inutile.
sapranno ricompensare Lucio Albinio per l'aiuto che dà ai sacerdoti di Vesta. Piuttosto che vedere il fuoco sacro calpestato dai piedi dei barbari, darei la vita. Avanti! Per mia bocca il Senato ti ordina di radunare sul Campidoglio gli uomini validi. È là che si difende la gloria di Roma. E tu? E loro? Le nostre braccia non hanno più la forza di sostenere una spada e in Campidoglio i viveri saranno scarsi. Le nostre bocche sono inutili. E gli dei ti proteggono. Addio. Di, sei vivo o sei già morto al solo vederci? Ho fatto dare del vino caldo agli uomini del secondo quarto. Caricateli sotto! Rinforzate le palizzate a porta davanti! Le due catapulte sono sistemate in direzione della scarpata di Oriente, verso il Colle Oppio. Si attaccano da quella parte e avremo buon gioco. Di quanti uomini disponiamo? Atti alle armi e allenati almeno 200. Ma la metà è appena in grado di tenere il ferro. Gli altri sono bimbi oppure vecchi. Tra gli scampati 9 senatori, tra cui naturalmente Vatinio. Ecco. Presto, via. Non è il momento di risentimenti personali. La sorte di Vatinio è la nostra e la nostra è la sua. Necessario è uscire. Dobbiamo avvertire Camillo, ad ogni costo. Posso tentare oltre il bastione, giù dai vicoli di Ulpia. Tu, con quelle ferite. Camillo è il solo uomo in grado di raccogliere forze e guidarle dall'esterno. Può levare contadini e liberti da Tarquinia sino a Capua. Gli basta una parola. D'accordo, ma come raggiungerlo? Ehi, Mauro! Eccomi, Quinto. Mauro, come facevi per raggiungere le grotte dei Lupercali quando eri in Campidoglio nella casa di Camillo? No, non ho mai disubbidito a mio padrino. È proibito ai giovani di assistere ai riti dionisiaci. Su via, Mauro. Nessuno di noi vuole rimproverarti di aver veduto le feste dei Lupercali. Alla buon'ora. Quello che voglio sapere è come potevi dagli edifici sulla rupe raggiungere oltre le mura del Tevere le grotte nella campagna. La vita di tutti è in pericolo, ragazzo. E bisogna raggiungere Camillo. Camillo? Sì. Vi guiderò io. È una strada che ho percorso molte volte, attraverso i cunicoli. Andiamo. Non immaginavo di trovarti tra i difensori del Campidoglio, eroico Vatinio. Che vuoi, Turm?
Non sembri lieto di vedermi, senatore. I nostri rapporti sono cessati a Veio. Hai avuto quanto ti spettava, ora togliti di mezzo. Tu conosci l'arte dei numeri e le matematiche, nobile senatore. Già, è probabile che 3 sia la metà di 20, ma voglio chiederlo per sicurezza a Marco Fabio. Spiegati. È semplice. Le casse del tesoro di Veio che ho sottratto per tuo ordine contenevano 20.000 pezzi d'oro. Ora, io ne ho avuti soltanto 3.000 e mi era stata promessa la metà. Non la metà, ma tutti quei 20.000 potrai avere, Turm. Hai la mia parola. E in cambio? Quinto Fabio, e quel moccioso, Mauro, il figlioccio di Camillo. Non so come, ma tenteranno di raggiungere Camillo per spingerlo a raccogliere le forze rimaste all'esterno e rompere così l'assedio. E non è quello che tu desideri. Non fare l'imbecille, Turm, che non lo sei. Quel che voglio è cavarmela. E tra eroici difensori della patria offesa e rozzi idioti venuti dal settentrione a saccheggiare, voglio conservare e possibilmente aumentare quel che possiedo. Per questo nessuno, intendi, deve raggiungere Camillo. Non posso rischiare. E come potrebbero uscire dalla rocca? Volando? I cunicoli di Tarquinia, se ne ignora l'accesso, ma esiste. Il ragazzo Mauro conosce la strada. Tutti i 20.000, hai detto? Tutti. 40 sacchetti d'oro, uno sull'altro. E cosa fatta, nobile senatore? Turm l'Etrusco ti servirà ancora una volta. Da questa parte. Questo è il pozzo di Tarquinio, dove Nemeto seppellì i resti dell'ultimo re. Ho percorso i cunicoli decine di volte. Conosco bene la via. Andiamo allora. Quinto, di a Camillo che il nostro destino è nelle sue mani. Ascolterà la voce della ragione e quella dell'amore. I giovani di Roma stretti in Campidoglio hanno bisogno di cibo, ma soprattutto di esempi. Diglielo. E adesso andate. Non c'è un attimo da perdere. Vieni, da questa parte. Hai visto? Non era semplice. Meno semplice sarà trovare un paio di cavalli. Ora la strada più sicura è questa. Niente tracce e corrente amica. Bisogna tuffarsi. Lascia quella spada.
nobili da qualunque parte. Cadranno solo per fame. Non possiamo attendere più a lungo. Terre più ricche di questa ci aspettano al sud. Tutti i capi nella mia tenda, subito! Tieni. Tu, ti stai ingrassando come un maiale. Stai fermo da troppo tempo. Ho deciso di attaccare. Attaccare il Campidoglio? È impossibile, c'è una sola entrata. I romani hanno balestre e catapulte. Saremo massacrati prima di arrivare sotto la rocca. Li attaccheremo dal lato nord. È una parete a picco, inaccessibile. Anche i romani lo sanno. È proprio per questo, infatti. Vi sono poche sentinelle. Li sorprenderemo di notte. Abbiamo bisogno di 6 uomini. 6 dei tuoi montanari, agili come camosci. Raggiunta la sommità della rocca e uccise le sentinelle ci permetteranno di entrare. Quando i romani se ne accorgeranno, si troveranno già all'inferno. È di mio figlio. Chi l'ha trovata? Io, signore. Sapendo che il Campidoglio era divenuto l'ultimo baluardo di Roma, ho voluto portare il contributo del mio braccio. Il mio nome è Turme, l'Etrusco, mastro d'ascia. E come sei arrivato sin qui? Per i cunicoli di Tarquinia fino alla tomba d'Eri. È lì, sul greto del Tevere, che ho trovato la spada. Il nobile Vatinio ha creduto riconoscerla, signore. Ascolta, Marco Fabio, e dimentica un attimo, col dolore, i nostri passati rancori. Io parlo nell'interesse di tutti. I Galli ci assediano da molte settimane. Ogni speranza è perduta. Perché non trattare? Perché non trovare una via pacifica? Meglio far sì che Brenno non prenda con la forza più di quanto potremmo concordare con la resa. No, mai. Lo stesso sacrificio di Quinto Fabio, dei suoi fratelli. Io ho conosciuto la ferocia dei barbari, la crudele volontà di Brenno. Io ho visto cadere Clusium e la sua gente. Combattiamo finché abbiamo vita. Interrogheremo gli auguri e poi decideremo. Anche per trattare, Vatinio, meglio essere forti, pronti e uniti che deboli e già vinti nell'animo. Sei tu che comandi, Marco Fabio. E se il popolo lo desidera, sia.
Cosa guardi? Il panorama? Dovresti già conoscerlo. M'era parso di sentire un rumore. Vieniti del vino caldo. I barbari a quest'ora dormono. Tieni. Prendi. Grazie. È il mio turno di riposo. Svegliatemi quando è ora. Non chiedere, potente re, e non dubitare della tua vista. Gli occhi di Brenno sono acuti come quelli dell'aquila. E quella che vedi ricorda davvero una bianca colomba. Nissia, non mi senti? Cos'è, morta? Papavero, mio signore. Semplicemente semi di papavero distillati. Dormirà sino a domani ed è tua. Non è quello che desideravi? Chi sei? E perché l'hai fatto? È semplice anche questo. Non potevo arrivare a mani vuote e ho provveduto, diciamo, alla merce di scambio, offrendoti quello che tu hai perduto a Clusium. Per il resto, posso convincere i difensori della rocca a raccogliere per te buone misure d'oro, preservando il mio, se la cosa ti aggrada, nobile Brenno. Ah, tenermi la donna e attaccare il Campidoglio. Lassù non cresce il grano.
E nemmeno nascono nuovi guerrieri. E ogni giorno che passa i loro stomaci sono sempre più deboli e meno numerosi i difensori. Ma ogni giorno che passa, tu lo capisci, grande guerriero, nelle nostre terre si organizzano gli armati. Anche i tuoi galli, gli eruli, i frisi subiscono perdite. Ed il grano, se non c'è chi lo coltiva, scarseggerà anche sulle vostre tavole. Verrà l'inverno, potente Brenno. Meglio del buon oro oggi che una rivolta domani. Te lo consiglio nel tuo interesse. È una toga da senatore. Lo è. E perché un senatore romano consiglia un barbaro? E perché Brenno lascia in vita un senatore romano? Perché l'affare è reciproco. 1000 libbre d'oro. 1000 libbre d'oro. Li spingerò a raccoglierle. Bevi, animale. Se Roma produce esseri spregevoli come te, non vale certo la pena di distruggerla. 12 staie di orzo per acro. È un successo. Orzo, signore, a me ripugna. Non avrò mai l'anima del contadino. L'orzo fa marciare le legioni e il nerbo delle legioni è razza contadina. Ricordalo, Baxo. Se è un ordine, lo ricorderò. Guarda. Altri lo hanno preceduto, altri lo seguiranno per difendere la patria. Roma ti chiama, Camillo. I barbari. Peggio, un traditore. Baxo! Finalmente ti hanno dato ascolto. La resistenza era ormai inutile. Roma tornerà libera. Giusto. E tu ne sarai certamente il cittadino più ricco. C'è sempre uno più ricco, Turm. E tu non potrai lamentarti di essere povero con quel che riceverai a cose fatte. Vedo che anche i senatori hanno buona memoria. A proposito di memoria, non ricordo d'aver visto la nostra eroica Anissia dopo l'assalto di ieri notte. Rapita dai barbari, suppongo. Ma così vogliono gli dei, prendono e danno. Questo velo era suo, dolce fanciulla. L'ho raccolto nel peristiglio, tra un calice rovesciato e un forte odor di papavero. A presto, senatore. Campidoglio! Ma smettila di miagolare sempre di quella tua maledetta Roma.
Perché non pensi a te stessa, alla vita? Avrai cavalli, oro, schiave per servirti. Cos'è alla fine Roma? Delle mura, delle case, un ordine incomprensibile. Quando ci sono foreste, spazi infiniti, eserciti da combattere e vincere, donne da piegare come te. Ti darò una lezione come non ne hai mai avute. Brenno, i romani hanno segnalato la resa. E come avevi previsto, ci aspetta l'oro, tutto l'oro di Roma. Nessuna donna vale quanto loro. Stia con le altre schiave. Questa notte celebreremo l'umiliazione di Roma. Un altro. Tu, sveglia! $150 libre. Continuate. I tuoi uomini frodano sul peso. 1000 libre hai chiesto e 1000 ne avrai. Ma non c'è oro che basti se i tuoi uomini trattengono il piatto della bilancia. Rispetta i patti. Mi rimarranno soltanto gli occhi per piangere. Guai ai vinti. Brenno! Non con l'oro, ma col ferro si riscatta Roma. All'assalto! Uccideteli in nome di Dio! A me, romani! Bisogna impedir loro di raggiungere il campo e radunare il grosso. Sarebbero troppi. Va bene. A me, romani! A me! Perché tanta fretta, nobile senatore? Togliti di mezzo, carogna! Pagami prima. Ma come posso, idiota? Stanno battendosi. Già mi pare. E basterà che tu mi dia la chiave che porti appesa al collo, la chiave dei forzieri di Veio. A te i forzieri e a me la chiave, mi pare giusto, no? Su. Non ho mai dubitato dell'onestà del mio socio.
Addio, socio. Fa sciogliere e aizzare i cavalli. Incendiate le tende. Io penso ai prigionieri, va! Nissia! Nissia! Quinto! Nissia! Sei salva. Roma è salva. Camillo è tornato. Lauro e la sua legione! Ci siamo. Unisciti alla legione di Lauro. Bisogna impedire che i Galli al di là del fiume possano dare aiuto a Brenno. Io raggiungo Camillo. Siamo in marcia da 2 giorni senza un'ora di riposo. Qui si chiudono i conti con i Galli. Andiamo! Avanti! Dobbiamo uscire da questa maledetta città! In campo aperto li stermineremo! Gli arcieri sugli spalti! Presto! Presto! Avanti! Dietro gli arcieri!
lascialo passare! Addosso ai barbari! Branno, sei perduto! Arrenditi! Mai! Presto! Indicami la strada che facesti con Nissia. Sì. Presto! Sì, seguimi. Seguimi. Ecco, questo cunicolo porta alle rive del Tevere. Grazie, Romano. Brenno. Ora non potrei raccontare a nessuno di aver visto Brenno fuggire. Sei più forte di quello che credevo.
Mi piace chiamarti. Ancora non so rendermi conto di poterti avere vicino solo chiamandoti. O devo rivolgermi a te come al nuovo prefetto di Clusium? Un ben povero prefetto, Nissia, con una città tutta da ricostruire e da ripopolare. Ricostruire non so, ma per ripopolare credo che tu abbia davvero bisogno del mio aiuto, mio glorioso guerriero.